Da oggi in vigore il decreto russo che prevede il pagamento di gas in rubli da parte dei cosiddetti paesi ostili. Ma per ora il metano continua ad arrivare in Europa. Vediamo perché nel servizio di Giampiero Scarpati. Negli ultimi 4 mesi non è mai arrivato tanto gas dalla Russia attraverso l'Ucraina. Che siano dollari, euro o rubli poco importa, fa notare Bloomberg. Putin continua a fare soldi visto che il prezzo del gas continua a salire. Al momento è l'unico dato di fatto, nonostante il decreto del Cremlino che impone il pagamento in rubli ai paesi considerati ostili sia entrato formalmente in vigore oggi. Va considerato però l'intervallo di un mese tra la fornitura e il pagamento. Inoltre, anche se i tecnici europei stanno ancora analizzando a fondo gli effetti dell'annuncio del Cremlino, prevale l'interpretazione che gli acquirenti europei potranno continuare a pagare il gas russo in euro o in dollari come scritto nei contratti. Di convertirli nella valuta russa si occuperà poi Gazprombank, istituto non soggetto a sanzioni. Questo non esclude un futuro ulteriore irrigidimento di Mosca, che porterebbe all'interruzione delle forniture di gas. L'Europa perciò si prepara allo scenario peggiore. Germania, Austria e Italia sono già in preallerta per ipotetici razionamenti. Poco fa però il Cremlino è intervenuto di nuovo. La decisione di accettare solo pagamenti in rubli è l'opzione più affidabile per noi, fa sapere Mosca, ma potrà essere annullata in futuro. Ed è ospite del TG1, è collegato con noi il ministro della transizione ecologica.